Vuoi dire una bella verità? Fottrici 25 anni a picciottera, ma che ogni è isso? Vabbè, vuoi dire che ci sembrano paccattare una giochina di piscio spada, cavallo? Ancora se te faccio tu piscio spada? A me? Con te! Dai, stanno dicendo molto fuori, ma chiamano fuori! Ma comunque io! Ma Cristiano mi pensando a fare, non ce l'avevo a fare! Comunque tu sei sta morendo! Ma non c'è molto già te la stiamo facendo! Ma Antonio! Ma mi giurai Sant'Anietto, non pensi? La verità è, Padre Antonio, che chi se una casa non ci fossimo tutti più tranquille. Siamo morendo. E io pure onestamente. E io vedo di tutto. Antonio. Lo sape, Padre Antonio, lo sape che c'è a dire però. È una cosa che mi piace il suo cuore. Pure se io contesto una volta a vita, non mi sento troppo triste. Ma frate mi sta cercando a casa del riposo suo paese, mi sta È cercando. buono facisse, perché la veniamo tagliare tutto. Sì, è tale, ci piace così, ci piace. Basta, ma ti capisco che è mia colpa, Eppure c'è dire una cosa, c'è dire una cosa. Perché ci ha domandato la velocità come c'è, si è domandato a Hai ragione! Tutti siamo malo combinato, c'è ok, hai ragione. Che ha pensato, l'eroe! Ma chi ti va che sopra, chi ti va? Ma non lascia cos'è tu? Marcello! Quando la vedi da morire, ma quando mi capita? Certo, tu poteva sparagnare nel cari tutto un profumo di mezzo a un tuo gabinetto. Vieni che ci metti sopra. E cacciarti che azzurro! Ma che cazzo mezzo dai? Smucca però. A qualsiasi polizia dalle immazza infernale che apre. Poi dici che una diventa vessazza. Dici, quello che ci risponde ora così, zia. Che sai se non mi vai a dire? Che Fanno mio. Ma scusatemi! E invece di sciarrare, me ne penso che avete a fare! Oh! Ragione ave. Vai o Zia, comunque! vivremo due apposta a nome numero 2. Sta bene, zia. Vai o comunque! Nina! Chi c'è, zia? Un tenerogno casa Un solo caso nipote si sta facendo ad operare per fare a battere a casa, pure lei a trattare così. Ma perché non c'è una in sta casa, che un castello, non testa, c'è l'altro. la verità è che chi sta un po' di pietra, ma la così è. E tu hai un cinemello di merda! Sciadrate, ma perché me ne non sangue, ma sciadrate! Finitela, finita! Siete bicchieri e deve essere più buone invece di sciarrare. Eppure, ci voglio dire una cosa. Se sta casa non è che non tierra, io firma Gianietto. Però mi dicesti una cosa, lei pure. Padre Antonio. Poi da contesta, Padre Antonio. Io daresti che ci metta firma. Perché oramai, sai, non c'è più niente da fare. La verità
E chi sei? Per cosa? Per essere tuo signore Naiuto, per cosa? Per favore, vada a banda, Ormai si letta la voce. Con me ai film non ci vogliono essere. E vuoi dire che ti hanno riposato un po'? Chissà poi con me. Non ci vuoi vista più. Ma come devi essere io? Ma come devi essere? Tutto solo, ma chi aveva bisogno di una bella cura secondo me? Capia chiedo! Capia chiedo! Che ti dite? Qualche lettera d'amore, un maniaco? Chi non ci ha mandato, sai? allora, puoi tazzire? Ma tu mi interessa chi ci manca, ma che stemmiamo, come viste, Luciano? Vedi che adesso tu a me non mi devi tradire, io sono pazzo di te. E poi dove lo trovi uno che ti scrive canzoni d'amore come te le scrivo io? Facci sentire chi da nuova. La faccio sia? Ti canto una canzone nuova. Da lei, Luciano, se come a chi della voce vuota, proprio tu la cantare per niente, capisci? Capisci? Canta. Ma per niente, che mi fa... Non siamo. Questo è bello. Senti amore, senti amore. Lontan da te e morir d'amor, perché sei tu e m'hai rubato il cuor. A sentirlo cantare, sentite il cuore che mi mangia la settimana passata. Chi sta gelosia, gelosia picchia in nera mia, c'è qualcuno che mi canta delle canzoni. A tia, ti voglio tutto male, tutte male, si là. Questo Piero dice, ma non ne figlia, lo sa, se parla di canzoni, non ne figlia, lo sa. Ancora Nunzia, chi è? ti piace io? Nunzia, mi vuoi sposare, Nunzia? Davanti con la notte. Ma dimmi una cosa, tua mia Luciano. Dimmi, Nunzia, dimmi. Ma tu? Sì. Stasera a cantare, certo. Ma io stai pensando? Ma tu? Un strumento sa Lo strumento, certo, c'è quello suona più forte. Ma suona. Ma io però ancora ma vera a guidarlo. Vediamo. C'è tu Luciano? Ancora siamo picciottini. C'è pensare. Pace con la notte. Ciao Luciano. C'è pensare. A mettere l'ultimo in tutto. E già pensare. Ma ne fanno così. C'è pensare Luciano. Pensa, ci abbiamo tanto tempo. Ma quando lo sentio, venisse che ci a pensare che sogno con te. Te la verità non si sarebbe potuto.
E fai una cosa, ma pensa quinta tarinza, vai, vai. Vado? Ah, però ci scrivo un'altra canzone d'amore. Però questa ce la faccio cantare a Pavarotti, al mio matrimonio, ok, me ne vado. Sì, questo amore splendido, Nunzia, Luciano, Nunzia, venga. Canta un po' a Pavarotti, che mi viene a rompere dove vanno a parlare a mia, oh. Mi stanno a battere a caso, va via Luciano, Pavarotti. A proposito Rabba, ci vuoi dire pure a lei? Che c'è? Perché non si fa pagare i danni come mi stai facendo fare? Ragione Ale, io voglio i piccioli e voglio che interessi. Ah se no, mi chiamo pure all'avvocato. Ma mi dicesti una cosa, lei Padre Antonio. Aspettate. Mi chiamo Stanotte, per caso, mi chiamo! Ah sì! T'ha vista conteggiando a tu! Mi sta conteggiando a tu! Sei anima, poi tompiente! Ora faccio una cosa! Andai tuo telefono e chiama a tua figlia e ti posso venire a pigliare subito! Io non ne voglio vedere, non ne voglio vedere! Papà, no, non è voluto ancora, stai tranquillo. Però te la bene a pigliare perché io non uso un po' il tocchioni, io non ce la faccio più. Vuoi passare? Ora tu passi, ok? Guarda con tuo figlio, Pronto? Aspetta! No, come sta? A posto, no, ma era bella ma passa, ma era bella mia! Ma sì, perché anche io, c'è ma che, chiamo anche tu, lo conosci, lei mi ha battuto la casa, sempre se ne raccogliere, ma non so per isso che io parreno, tutta a queglia, ma a me no. Va bene a pigliare. Ma come no? Va bene a pigliare. Va bene a pigliare, io voglio stare a casa con te. Che ti facessi zitta zitta a casa. E allora niente. E non chiedi. Pronto? Meglio io, vuoi dire? Ma che fa papà? Ma che figlio? Ma se non la vuoi mano come appellato? I mano, per essere casa lavava, i mani, i piedi, la tia si faceva pure un bagno, vuoi dire? Ma conosci qua? Ma andavo tu, sta povera cristiana, con vuole 30 anni, non andavo tu, sta povera cristiana. Io ci metto a mia casa, aspettando, ma che cara, ma posso dire, tutto un buono, me ne posso dire. Ma perché mette sempre tu mezza mia, si può sapere, Ma cosa ne vuoi con questo? Io ci dico solo che se avessi stato mio figlio ci avessi dato 4 capo 100 ore a rete perché basta su come sto padre Vuoi dire madre pane con un nicchiolo madre pane? Ai, madre più. Scusate, posso entrare? Oh. Io quando vi a lei mi tramuto. Meschino. E allora appena vedi Ruspi che fa? Si mette a chiancero, piscirino. Senta, è inutile, a Mato la fanno caitenare, la casa me n'ha battuta, c'è picche fa. Ma picchi, io fa un periodo di buon sapore nella santiago a ghitta in casa, picchi. Vedete qua chi, su santo cristiano, vedete qua? Io devo andare a battere la casa. Ah, io. Io c'è dire una cosa, lei, senti una cosa. O vedi lei si abbatte la casa e me ne fa ricca, io me ne posso dire sotto un ponte perché me figlio, la casa non va vuoi. Ma mi senti chiedere per te? Ma che faccio le cose notoriate che? Solo perché mi dai a forze? Senti qua lei, perché non fa sto sforzo, Come stai facendo io? Se sta casa è una ecca in terra, io ci regalare a mia nipote un appartamento con 6 stanze perché sarà maritato, capì? E su faccio io con la tua marita cosa sei? Ma lei vuole? Parla con lei, forse. No, parla con lei. Caro ingegnere architetto, che cos'è? Ingegnere. Queste sono preghiere di giovane vecchiarette affezionate a me e alla casa del report. Ma scusa, o sul giovane o sul bicchieriere? Hai solo fare un giovane, sì. Lei mi pare un'antica con un po'. Ma pure chi non è che babbiano. Poi non per cosa, ma scusassi.
Lei, signor, gli tocca accerrare la sua nipote, a mia, non interessa. Io pure mi maritare. La mezzi da casa lava, è pure bella grande. A me mi interessa. Ora, se lei mi accompagna da Ringia, io va bene non mi cominciare i travagli. Mi ci vuol dire solo perché lei o l'accompagna. Non sta dicendo lei? A posto. Non c'ha da aprire gli occhi. C'è qua. Padre Antonio, all'ufficio non c'era nulla, ma come rispondo al telefonino, Padre Antonio? Non so più che fare. Ma tu a conosci tu. Perché mi fa sta domanda? Darinza, c'è chi te la vuole fare abbattere a casa, l'ingegnere Lupamone. Questo sdesanorato e cogliono, tu e sta a chiamare, che ci parlo io? No, ma chiaro. Padre Antonio, ma dicessi una cosa, questo Cristiano che sta girando in stanza, sa fa ricoverare? Oh, chi sta non ci ha fatto coverare? Ora ci penso io. Io in questa casa non stai capendo più niente, cosa manco di io. tu attivato? Allora, io ho finito. Sono cazzo su. Pina! Alberto! Pina! Alberto! Ma non mi ricasi tu un ingegnere del comune! Sì, perché? Ma tu mica me l'avevi detto che facevi sto travaglio però! Gioia mia, ma io fino al matrimonio non ti volevo dire niente, vita mia. Ma tu che ci fai, ca? Che interessai, ca dentro tu? Alberto! Avere chi sta? Chi sta? È mezzia! E se tu ne vai da qua, a tua casa non la potevo scordare, Alberto! Ma che mi stai dicendo via? Vialo! Ma tu vai a stare con telefono! Padre Antonio! Io stavo pensando una cosa, ma... Cosa? Ma sinceramente, ma sta facendo Pavarotti? Non si può fare fai 30 metri più in avanti! A chi ci voleva un miracolo ci voleva! Bravo! Hai visto Carabina, grazie a te, ma soprattutto al tuo futuro marito che è un pezzo di pane, e l'ho capito subito, la nostra casa è una bella battuta. Vieni qua, Alberto, che ti faccio conoscere a mezzia! A me ne facessi sto bello sforzo, ci dassi chiave, guarda! Ma che tu qua un settimana sa? Un settimana fa! E dai chiave! Ma io sto col pazzilino non è che mi aspettava però, Ma come signora Antonio devi essere più buono! Lasciala io, ormai mezzia cucini via ed è arrivata! Pure io che sto arrivando. Senti qua, può essere puro che io cucino via arrivare, però i promessi saccio mantenere. Pensa! Picchiando! Eccomi! Grandi secca! Ma tu hai un cuore tuo, Vabbè, facciamo così, Pina, io scendo, ti aspetto giù così andiamo a vedere la casa nuova che ancora non conosco. Va bene, arrivederci a tu. Ma tanto, alla Pavarotti, 20 metri più in avanti. Ah scusa, ma ora perché sei anch'ia? Ah, pensare che stava a morire, non mi chiami! Ma perché un Padre Antonio, grazie di tutto e mi raccomando un occhio di riguardo più mezzia, sangue mio. Non si mai Grazie Padre Antonio, grazie. Ma allora è vizio! Pure l'avanza sozzia! Ma che contegno, Padre Antonio! Oh, a dire! Oh, vedi se io sono un padrino 25 o 24 carate, non lo so! Io ci ho fatto qualche carato, lei sapeva!
Ina è una cara amica, è la nipote della contessa, che grazie alla contessa, caro dottore, la nostra casa non verrà più abbattuta, capito? Ma che mi sta dicendo? Ah, che sono mio contento! Mi si picchierebbe in caso mio contento davvero, vabbè. Io un lappo tempo richiamerò Mariella però, va bene? Non si preoccupi, l'ho chiamata io, abbiamo appuntamento qui tra poco. Ah, va bene, va bene. Ma che su cosa tutto qua? A me se sono che inizia la casa spaccia per dottura. Scusate, non ne state niente? Abate Antonio, siamo tutti anni me frate che hanno giù a casa. Io sta a casa così caro, torna posso venire. E quindi, caro padre Antonio, io e la mia foto la moglie. Ce ne andiamo prima. Madonna, non ne avete a dire, ma che la casa non verrà più abbattuta, per fortuna vostra rimarrà in piedi. Per fortuna mia, per sfortuna mia che lei è ancora là. Ma lei è? La canzone. Che sono contenta. Allora potremmo ir a chiamare a me frati. Ci leghi da te. Sì, perché per voi c'è pronta la camera per matrimoniale. Va bene. Andiamo a Consaluria. Andiamo a preparare. Andiamo, dai. Con la schivi canzone, vai. Ma che ne saccio io, che ne saccio? Faccia canto che lo Pavarotti, ci canto. Ma che mi sento per... A voi che vuoi faccia canto Pavarotti? Ci canta, a voi che vuoi Pavarotti, ci canto. Dai. Dottor! La pozione naco, la contessa aveva bisogno di qualche iniezione aveva bisogno. Ma dai, che non mi sapere pure un dottore? Che se mettesse lei olato, se mettesse lei olato. Ah, ma che cosa vuoi mio quando ti vieni? Ma non la faccia a meno però. Lei, dottore, vuoi dire lei chi la mia ma consumò? Ci vuole fare una cosa, ma San Giacomo da finire che viene qui. Ma citto che mi arrivo, da come finì? Come finire? Che vuoi dire aspettavo ore? Oh! È un metteluccio gesuitato! Ma che va bene? Parliamo alla feura, fai vuol dire che non dovevi fare il peccato, caro fratello. Comunque, me ne vai ora, mi si farò con gli interessi. Cioè, guidatevelo tutto, va bene? Vabbè. Contento io, contento tu. A cucchia malafede sopra malafeone chi? Finalmente, possiamo dire, caro dottore, caro Giovanni e cara contessa, tutto è bene quel che finisce bene! E aspettassi prima di parlare però! Finalmente faccio tutti quasi! Ma faccio parrò! Ma perché non me l'ha detto fino ad ora? Cara Mariella, che vuoi, ognuno di noi qualche volta fa qualche peccato e che però sono pronto ad assumermi le mie responsabilità.
non ti voglio lasciare più ora che vi ho trovato. Voglio stare per sempre con te. Sa, e io, Lorenzo, voglio come faccio che mi voglio bene? Stare con te. Cara Mariella, con quel pusulo tu vai se pane e ciavaghi, tutte cose che vai. Voi ti sapete per pigliate sapete, Mi piace che ti non vista io, siete una finisci parlare, non capo che sei io! Io lo sapevo, però non è che potevo parlare così. E poi tutto con me non se l'ha confessato mai, sicuro. Che hai scelto, ma tanto? Con lei no, ma con un altro padre non sai. Ora io me ne vado con mia figlia a Ciazzurere dove inizierà subito a lavorare. Subito. Sì, subito. Mariella, e tu me ne dici che mi ingiura mia mamma non fai più, Caci, e tu quando stai che mi ingiura ci ammazzo con tutto il cuore, e poi gratis! Sì, figlia mia, però sulla Ida, perché tu un po' ti devi divertire. Sì, andiamo, andiamo. è Federico la Luna, ora non ci sono. Padre Antonio, mi pinto nome, suocero mi pinto nome! Ti hai vinto nome che penso peso. Sì, manco tempo di arrivare a casa, che mia suocera mi chiamò e ne disse di tornare. Buono, vedi che ti fai un buon lavoro a te, brava. Meno male, non ci finivo come a me. Ora me ne scappo, ma suocero vuole bello presto un nipotina. Vai, Ah, così mi intessa la lavanderia, grazie! Buono, va. E grazie pure a lei, arrivederci! Tutto proprio alla grande. Che scusa Mattia, devo vedere una cosetta, come ti finì quando tu ne fai? Bravo come fai, adesso ce lo chiamò. Bene, sa come venata, sta tanto conto me devo bello contento. Mi chiamerete tante persone che a 7-15 anni hanno capito la cerchia. Vabbè, io me ne trave poi dire. Proprio tutta questa fatica, onestamente, anziché l'all'amico, ma niente c'è in mangia. Ci sono gli scummicini da sistema come si passa! No, cara contessa, visto che lei domani fa il compleanno, festeggiamo per una settimana e vi faccio mangiare un meglio pesce che c'è in Palermo, puippe, spuimme, puippe, gamberone, pesce spada. Chi sa parlare, Padre Antonio? Chi sa parlare? A così si parla, a così la voglio io, a così. Perché voglio dire due parole pure a voi per finire questa bella commedia. I ricchiari non sanno a chiancere solo quando muore, ma sanno a trattare buono quando sono vivi. Grazie. Aia, che brutta la vecchiaia, aia, che brutta la vecchiaia. Mi dove la coscia, mi dove mi spagli per su storte e giri di gatti, tutti i dolori la io e la cittuzzo mi morivo, tutti i dolori la io e la cittuzzo mi morivo. Aia, che brutta la vecchiaia, aia, che brutta la vecchiaia.